Il ricordo di Rosario Livatino sul luogo in cui il giudice ragazzino, oggi beato, venne ucciso dalla mafia. Sabato l'inaugurazione di un busto del giudice in Piazza Gallo ad Agrigento. Chi ha ragione sulla curiosa vicenda che riguarda il servizio idrico nel quartiere di Fontanelle? Calcio, in mano al giudice sportivo l'esito della gara tra l'Akragas e la Nissa. Si rischia il 3-0 a tavolino, una tegola per i biancoazzurri. Benvenuti a TVA Notizie. 31 anni fa il barbaro omicidio del giudice Rosario Livatino in contrada Gasena sulla vecchia statale 640. Apertura dedicata alla commemorazione con il servizio e le interviste di Arturo Cantella e poi un'ampia pagina sul ricordo del giudice beato. 31 anni fa come oggi, in piena mattinata, il magistrato Rosario Livatino venne barbaramente ucciso dalla mafia Siddara. Livatino si stava recando come ogni mattina presso il tribunale di Agrigento a compiere il suo dovere, ma quel giorno non ci arrivò mai perché un comando lo uccise dentro la sua macchina, una Ford Fiesta rossa. Livatino tentò di fuggire, ma tra le terre di contrada Casena, ma vana fu la sua corsa. I killer lo inseguirono, freddandolo fino all'ultimo respiro. Livatino nel frattempo è stato nominato beato dalla Santa Chiesa, il primo magistrato a esserlo stato. Il 29 ottobre sarà la sua giornata e festeggiato in tale occasione. Stamani la messa a Canicattì con le autorità militari e religiose, poi la deposizione delle corone di fiori presso la stela in contrada Casena, una del presidente della regione Nello Musumeci, una dell'amministrazione comunale di Canicattì. Quindi un momento di preghiera e di raccoglimento. Ricordo solo le parole di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, che disse: i killer speravano di spegnere questa lampada e invece hanno acceso un vero lucerniere. La luce di Livatino brilla oggi più che mai, anche se sono passati 31 anni, adesso con la beatificazione ancora di più, c'è un riconoscimento anche delle sue virtù spirituali, quindi della sua fede vissuta in maniera veramente coerente. Continua ad essere un monito per tutti quelli che in qualche modo hanno un ruolo in questa società. Questa è la via della giustizia, della verità, dell'onestà e anche della misericordia, perché tutte queste cose sono ovviamente fondate sulla misericordia, quindi sull'amore. Livatino ha mostrato di essere un profeta, ha mostrato di essere un profeta perfettamente attuale per i nostri giorni, ma lo sarà per sempre. Il governo regionale oggi ha voluto essere presente con la testimonianza di un assessore agrigentino che tra l'altro ha riconosciuto anche nel tempo il magistrato Livatino, una presenza importante oggi. Rosario Livatino è un martire di questa terra e rappresenta un esempio. E il ricordarne la memoria vale per tutti ed è un insegnamento importante per le nuove generazioni, ma per una crescita della nostra terra. Il tributo di sangue che ha dato per questa terra merita veramente un ricordo costante per la crescita di tutti noi. Il ricordo è un messaggio che ancora il giudice Livatino, oggi beato, dà a tutti, credenti e non credenti, alle istituzioni e ai cittadini, perché si possa continuare a lavorare tutti insieme verso una strada di rinnovamento che non sia solo teorico, ma soprattutto pratico, concreto, praticare i valori della giustizia e della legalità. Per noi intanto è un'emozione essere qui in questo luogo, perché vorrei ricordare che Rosario Livatino è stato anche per un periodo segretario della nostra sottosezione, quindi ha svolto il ruolo di segretario. Poi certamente ha interiorizzato tutti quei valori come l'indipendenza, l'integrità morale, tutti i valori costituzionali che ogni magistrato credo deve avere nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi
è un esempio anche per le nuove generazioni che iniziano a svolgere questo lavoro, che hanno vinto da poco il concorso, e per tutti noi ovviamente che svolgiamo queste funzioni. Il fatto che è stato dichiarato beato, che importanza ha? Ha importanza perché poi ecco, Livatino nella sua peculiarità, nella sua particolarità, cioè, è unico perché ha saputo proprio conciliare la sua fede con l'esercizio della professione, quindi la funzione giurisdizionale come atto di fede. Questo lo rende ovviamente unico, tant'è che è il primo primo magistrato beato della storia. Un lavoro sicuramente particolare, il vostro quotidiano, che la vostra presenza qui oggi quanto è importante? La nostra presenza qui intanto è importante per me essere qui, sì. È importante come persona, come magistrato. Ho l'onore di rappresentare il mio ufficio in un giorno particolarmente carico di emozione, dove si rinnova il ricordo, la memoria, il rispetto nei confronti di chi fino all'estremo sacrificio ha osservato i principi del senso del dovere, della cristianità ai massimi livelli, espressi davvero ai massimi livelli, e costituisce un esempio che nella vita e nella professione tutti noi dovremmo rispettare, ricordare ed onorare. Oggi in particolare nel giorno del suo 31esimo anniversario del tragico eccidio, ma ogni giorno nella quotidianità, nelle nostre vite e soprattutto all'interno delle istituzioni, al servizio della collettività. In un giorno che stava andando a testimoniare contro dei mafiosi? Sì, era un processo? Sì. Questo è ancora più emblematico, ancora più carico di emozioni, e ci dà il senso di come una missione il giudice beato Rosario Livatino abbia interpretato il suo lavoro, la nobiltà della funzione, l'importanza e anche le responsabilità che il suo impegno aveva nei confronti dell'intera collettività. Fino all'estremo sacrificio, e oggi per noi è doveroso fermarci, ricordarlo e riflettere. In mattinata è stata celebrata una messa a Canicattì, città natale di Livatino. Signor Sindaco, 31 anni fa veniva barbaramente trucidato dalla Stiglia, l'organizzazione mafiosa contrapposta a Cosa Nostra, il beato giudice Livatino. Oggi ne ricordiamo l'uccisione in questo anno particolare per il giudice Livatino, che dal 9 maggio è beato, e quindi è un'emozione ancora maggiore di commemorarne l'uccisione il 21 settembre, proprio nell'anno della beatificazione. Questo è un percorso molto lungo che è stato intrapreso tanti anni fa, che è arrivato a conclusione quest'anno, e quindi credo che la giornata di oggi abbia un significato maggiore rispetto agli anni passati, perché ci dà l'occasione di ricordare il giudice, l'attività svolta da Rosario Livatino come magistrato, e anche la figura di beato, che è stato appunto riconosciuto dalla Chiesa. Una giornata significativa che ci onora, siamo onorati appunto di prendere parte a questa commemorazione. Signor Colonnello, quali insegnamenti ha lasciato il beato giudice Livatino? Sicuramente quello che tra credenti e credibili deve diventare un segnale fondamentale di quella che è la nostra esistenza. Essere credibili è un messaggio importante nel rispetto di quella che è la legalità e la giustizia, che avranno sempre la vittoria schiacciante su quello che è invece l'ingiustizia e il crimine organizzato. Il giudice Livatino, il giudice Rosario Angelo Livatino, diventato beato, è una persona che ha sacrificato la sua esistenza per combattere contro quello che era un oppressore silenzioso ma particolarmente aggressivo di questa comunità. Una comunità oggi che nel ricordare il giudice Livatino rialza la testa. Rialza la testa, è una giornata splendida, magnifica di sole, guardando al futuro, un futuro sicuramente roseo. Un doppio significato la ricorrenza di oggi, proclamazione a beato del giudice Livatino e ricorrenza della sua uccisione.
Sì, anche tra virgolette un traguardo quello della beatificazione, un traguardo importante perché ha segnato nella storia anche della magistratura il raggiungimento di un riconoscimento di chi sacrifica la propria vita, di chi servendo lo Stato sacrifica la propria vita oltre ogni limite, quindi con la morte. Professore Palilla, oggi si celebra il 31esimo anniversario dell'uccisione del Beato Livatino, una ricorrenza che viene diciamo così, proclamata per tenere viva e alta la memoria. Sì, oggi ricorre il 31esimo anniversario della barbara uccisione di Rosario, ma questa celebrazione, questa memoria che facciamo di oggi è fatta in un modo particolare. Rosario oggi è beato, è sugli onori degli altari e quindi noi lo veneriamo e lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato e per tutto quello che ha fatto. E il suo esempio di uomo credente e credibile deve essere portato avanti, perché Rosario non si è fermato dinanzi a nulla, ha continuato imperterrito il suo lavoro senza mai piegare la schiena. Quindi la verticalità del lavoro e della funzione che lui ha avuto e tutto quello che ha fatto lo ha fatto in funzione della subtutela dei. Il verbo tutelare non è come tutela ma come tueor, cioè sguardo, guardare, e quindi Rosario tutto quello che faceva lo faceva in funzione perché credeva di essere visto da Dio e quindi si comportava in maniera tale, di conseguenza ovviamente. E ieri sera sul sagrato della cattedrale di Agrigento è stato presentato il libro Rosario Livatino, la lezione del giudice ragazzino. Arturo Cantella. Intanto ieri, vigilia del 31esimo anniversario dell'assassino mafioso del giudice Rosario Livatino, nell'ambito delle serate settembrine promosse dal Museo Diocesano di Agrigento, si è tenuta una conversazione sulla figura del giudice beato a partire dal volume per ragazzi Rosario Livatino, la lezione del giudice ragazzino, con gli autori la giornalista Lilli Genco, l'arcivescovo metropolita Alessandro Damiano, è intervenuto Felice Cavallaro, inviato del Corriere della Sera e direttore della Strada degli Scrittori, con interventi di Francesco Nocera Bracco, autore del lavoro teatrale La mia scelta. L'incontro si è svolto sul sagrato della cattedrale di Agrigento, dove il 9 maggio è avvenuta la cerimonia di beatificazione. L'incontro conclude il progetto Santi o Eroi della Porta Accanto, promosso dal Museo Diocesano di Agrigento e coordinato da Domenica Brancato, al quale hanno aderito 2 istituti comprensivi della provincia di Agrigento, il Guglielmo Marconi di Licata e la Scuola Quasimodo, l'Istituto Comprensivo Esseneto e la Castagnolo di Agrigento. L'anniversario dell'omicidio di Livatino ci è sembrata la data più naturale per concludere il progetto e riflettere sulla figura del giudice proprio nel luogo in cui la Chiesa ha celebrato la sua beatificazione. Così Don Giuseppe Pontillo, direttore del Modia di Agrigento: le considerazioni e le domande dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, sono state lucide, interessanti e acute. Il metodo scelto quello dell'ascoltare, del riconoscere e del raccontare. La didattica si è conclusa con la visita nei 2 istituti scolastici dell'arcivescovo Don Alessandro, il quale ha consegnato ai ragazzi partecipanti al progetto una copia del volume pubblicato in occasione della beatificazione. Il libro Collane giganti è arricchito di materiali per l'approfondimento utile a favorire un percorso di conoscenza o autonomo sui temi della legalità o per l'uso didattico. E sabato mattina, al termine di una messa alla quale prenderanno parte la Giunta e il Consiglio Comunale, verrà inaugurato in Piazza Gallo, davanti l'ex tribunale dove si affaccia la stanza che fu di Livatino, un busto del giudice. E adesso siamo alla telenovela sulla potabilità dell'acqua nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Da un lato il comune, secondo il quale l'acqua non è potabile, dall'altro l'azienda che gestisce il servizio idrico, cioè l'AICA, per la quale non esiste alcun problema. E mentre ci si scontra a colpi di comunicati tra smentite e conferme, chi paga sono i cittadini interessati che a questo punto non sanno davvero come comportarsi e come affrontare questa strana emergenza. Staremo a vedere se le prossime ore saranno sufficienti a fare definitivamente chiarezza. Per migliaia di italiani è arrivata la 3ª dose di vaccino, mentre ci si scontra con la resistenza dei Novax.
A ricevere la terza dose sono stati i soggetti cosiddetti fragili, i trapiantati e i malati oncologici. Si tratta in totale di 931.000 persone. Per il ministro Speranza è stato compiuto un importante passo avanti per la tutela di queste persone e sono 41 milioni di italiani che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino. E sempre restiamo in tema di vaccini, iniziativa per le vaccinazioni nelle scuole del Messinese. Si inizia da Sant'Agata Militello. Proseguono senza sosta le iniziative dell'Ufficio per l'emergenza Covid-19 di Messina per incentivare le vaccinazioni. Al via il progetto School Vax, che inizia dal 20 al 24 settembre nel liceo Sciasciafermi di Sant'Agata di Militello. Previste le somministrazioni dei vaccini agli studenti, ai loro familiari e al personale scolastico ancora non vaccinato dalle ore 9 alle 13. Nell'ambito dell'iniziativa si terrà anche un incontro con gli studenti il prossimo venerdì 24 settembre alle ore 9:30 all'interno dell'istituto, alla presenza della dirigente scolastica Lara Bollaci, del commissario per l'emergenza Covid-19 di Messina Alberto Firenze. Subito dopo il liceo Fermi toccherà ad altre realtà scolastiche del territorio di Messina e provincia. Nel rispetto dell'obbligo ministeriale di avere il Green Pass per poter entrare a scuola, spiega il commissario per l'emergenza Covid-19 di Messina Alberto Firenze, l'ufficio Covid ha organizzato una serie di punti vaccinali nei locali di alcune scuole per dare la possibilità a studenti over 12 anni, genitori, personale docente e non docente di ricevere la dose. Sono sicuro che, come hanno già dimostrato, gli studenti saranno da esempio agli altri e si sottoporranno volentieri alla vaccinazione, avendone compreso il valore sanitario e l'importanza di tutelare se stessi e le persone care, riprendendo gradualmente la propria vita sociale. Soddisfatta Lara Bollaci, dirigente scolastico del liceo Sciasciafermi di Sant'Agata Militello, che ha spiegato: ho accolto con entusiasmo la proposta da parte del commissario d'ACTA per l'emergenza Covid di istituire un hub vaccinale temporaneo nel nostro istituto. Il progetto si prefigge l'obiettivo di sviluppare negli studenti la consapevolezza che la vaccinazione consentirà di raggiungere un giusto equilibrio psico e fisico, che permetterà al tempo stesso che gli studenti si sentano promotori della diffusione in comunità delle forme di prevenzione e promozione della salute e fautori di un rapido e auspicato ritorno alla normalità. Appena qualche giorno fa ci eravamo chiesti dove fosse finito il generale Figliuolo, incuriositi dalla sua scomparsa dai teleschermi. Adesso il commissario per l'emergenza anti-Covid è tornato ad apparire e a parlare, ma soprattutto a lanciare appelli come quello all'indirizzo dei siciliani ancora non vaccinati. Immunizzarsi, dice Figliuolo, è un dovere civico e morale. Nel corso della sua visita a Palermo, all'Ismet e alla fiera, il commissario ha parlato dei ritardi nelle vaccinazioni nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Riqualificati a Messina i mezzi di trasporto cittadini. C'è l'intervista al presidente dell'ATM. Abbiamo già 3 vetture che sono in fase di revampizzazione in Campania, sono già nelle officine che si sono aggiudicate la gara e stanno facendo i lavori. La prima vettura a dicembre sarà revampizzata a Messina e poi a seguire ogni 2 mesi ce ne sarà un'altra. Si perderà qualche mese in più per quelle vetture che abbiamo anche fatto vedere nel filmato, che sono state interamente cannibalizzate negli anni e quindi c'è bisogno di un lavoro un po' più strutturale per poterle rimettere a posto. Dopodiché c'è anche l'altra parte della rivoluzione, come dicevate, che riguarda anche il percorso tranviario. Verrà risolto il problema di Palazzo Palano, così come verrà risolto il problema della Cortina del Porto. Così come avranno un nuovo volto le pensiline sono molto più accoglienti, avranno un bassissimo impatto ambientale, non creeranno un muro, saranno videosorvegliate, quindi saranno sicure. Chi è lì ad aspettare il tram riceverà tutta una serie di informazioni
ma comunque il dato più importante è che noi cercheremo di farlo rimanere in attesa del tram per pochissimi minuti, perché con un tram ogni 7 minuti diciamo che il servizio ha un senso e anche un'efficacia diversa. Ha inizio oggi a Canicattì il Festival della Legalità Collegamenti. Si tratta di 5 giornate con un ricco calendario di eventi che saranno capaci di trasmettere positività e energia ed armonia, come sostiene Andrea Di Pasquali, che ha curato il progetto grafico. Basilio Borgo, il tifoso scrittore di libri sull'Acragas, ha festeggiato il suo compleanno parlando delle sue ultime fatiche letterarie. Vediamo. Gli auguri a Basilio Borgo per il suo 73° compleanno sono arrivati dagli amici più cari, gli stessi che apprezzano i suoi libri e i disegni che raccontano le partite realizzati dallo stesso Borgo, che rappresentano dei veri capolavori. Basilio Borgo è un tifoso bianco-azzurro e bianco-nero, con una meta: arrivare a 100 libri. Di sicuro andrà oltre. Intanto auguri Basilio. Certamente i veri amici si vedono nel momento giusto e questo è il momento giusto. D'altronde sono arrivato a 57 libri. Come ti avevo anticipato in precedenza, ora sono assistito da un grande editore, che qua lo potrai vedere, Carlo Fontanelli di Empoli, che mi ha dato la sua disponibilità per mettere in evidenza i miei libri nel suo sito. Ecco Basilio, più che di Acragas vorrei parlare questa sera della tua Juventus. Cosa sta succedendo? Ma lo sai che navigate in zona retrocessione? Allora, la Juventus è come l'Acragas, è un'icona che dura da sempre, almeno da ragazzo, dai tempi di Omar Sy e di John Charles. Comunque la squadra è all'altezza della situazione. Cosa sta succedendo? Che la dirigenza sta venendo fuori, si sta dimostrando che ha sbagliato tutto, perché aveva lo squadrone e poi per la velleità di qualcuno di portare anche a Ronaldo, questo ha contribuito, perché poi Ronaldo è costato il Dio, senza che poi uno ha vinto poco e niente. Ecco bene, ti rinnoviamo gli auguri di buon compleanno. Grazie, grazie a tutti voi. E poi volevo dire un'altra cosa, i libri di oggi devono essere 4 ma sono 3, perché quello Waddan dedicato al famoso locale di Agrigento della Vittoria e quindi l'ha fondato Mario D'Alessandro, amico mio. Purtroppo Mario D'Alessandro non è potuto esserci per gravi motivi familiari, che è dovuto ritornare al nord dove risiede. Comunque mi ha detto che quando verrà lo prenderemo tranquillamente. Comunque in questi libri quello a cui tengo per andare è questo di qua, La bella Juve, perché 83-84, perché ricorda un amico che se n'è andato, che forse ricorderete nelle televisioni, quel signore Lillo La Bella, che purtroppo è deceduto insieme al altro figlio in via Dante, non so se ricordate l'episodio, fu all'inizio anni 90, e quindi è una cosa che, come il papà di Roberto, il genero di Michele Buggea, quindi ho voluto fare questo omaggio. Ecco, questo sarebbe, ecco qua, il ricordo di Lillo La Bella. Facciamo vedere la copertina. Matteo Colucci, da ex capitano un ritorno nella città che le vuole ancora bene. Finalmente, era ora. Sì, ci speravo, è una vita che ci spero di fare parte di questi colori, perché ho giocato 5 anni, ho indossato questa maglia per 5 anni e mi sento, sono un agrigentino. Ci ho sempre sperato, finalmente ho trovato le persone giuste che hanno avuto fiducia nei miei confronti e hanno ricordato non solo del mio passato ma anche della mia esperienza calcistica, perché ultimamente l'Acragas non è che sia stata circondata come società, all'interno della società ci sia stata gente che ha fatto calcio a certi livelli, però non voglio ritornare su questo discorso, voglio parlare solo di oggi. Dico che sono felicissimo, ringrazio la società e tutti quelli che hanno avuto questa fiducia in me e spero di ricambiarli con la mia esperienza nel mio ruolo che sono andato ad occupare. Come se sapete, il mio ruolo è quello di fare l'osservatore, il visionatore. Io la domenica vado a vedere le squadre avversarie e relaziono le squadre degli avversari al mister. Comunque l'Acragas impone mani, ecco.
Ma diciamo da parte mia penso di sì, come vedo che sia in buone mani anche il mister è una persona preparatissima, il direttore sportivo è uno preparato e la società mi sembra che abbia le carte in regola per arrivare in fondo. Il sindaco di Messina De Luca lascia aperto l'interrogativo sulle sue dimissioni. Noi abbiamo fatto un'opposizione vigile, attenta e costruttiva, oggi abbiamo il dovere di sederci attorno a un tavolo e costruire un percorso politico alternativo a quello dell'amministrazione De Luca, di chi sarà il candidato dell'amministrazione, se ci sarà, ma ovviamente noi dobbiamo essere pronti. Dicevo ieri un tavolo allargato, non i famosi tavolini a 3 piedi, ma un bel tavolo in cui ci possa stare un modello Draghi in salsa messinese, cioè un ragionamento politico che coinvolga tutte le forze sindacali, sociali, ordinistiche che hanno voglia di costruire un percorso alternativo a quello del sindaco. È una coalizione che vede Messina al centro di un nuovo modo di fare politica, senza polemiche, senza scontri, senza urli, ma vedendo di ragionare e di discutere sui tavoli nazionali e regionali che purtroppo ci hanno visto molto penalizzati, nonostante l'azione economica brillante, per carità di Dio, nessuno discute, poi vedremo, poi sarà la storia a determinare queste valutazioni, ma intanto ad oggi noi abbiamo un contrasto permanente col Presidente della Regione, col Governo nazionale, col Ministro degli Interni che chiaramente penalizza questa città. Ecco, questo tipo di politica, per quelli che sono i miei modelli, il mio ideale e la mia visione, spero condivisa da tutti i partecipanti di questo tavolo, è un modello che non funziona. Noi vogliamo comunque aprire a un dialogo costruttivo e vedere di essere al centro della scena politica regionale e nazionale. Normalmente chi propone i tavoli è sempre il mediatore e quindi deve avere le mani libere. Questo in questo momento è il mio ruolo. Se domani da cardinale anziano, decano del collegio, dovessi essere designato a Papa, in questo caso sarebbe l'obbligo di dimettermi da decano e abbandonare il tavolo delle trattative. C'è un nuovo presidente alla CNA di Trapani. Vediamo il servizio. Con quanta emozione si parte con questo insediamento di presidente di CNA Trapani? Dottoressa, a maggior ragione che il tutto è stato organizzato nella mia città natale, cioè l'ho voluto, l'ho preteso perché voglio dare un segnale a tutta la città, all'istituzione di un impegno forte che metterò al fine di rilanciare l'organizzazione dal punto di vista della credibilità, ma nello stesso tempo predisporre una serie di progetti che permetteranno alle imprese di trovare manodopera e quindi di accrescere l'occupazione. Io mi auguro di riuscirci, se ci riuscirò va bene, insomma, e sarà tutto ok per la città, però sono certo di farcela perché mi sono organizzato con una squadra di vicepresidenti che è di livello elevato e c'è una direzione che ad oggi mi segue, cosa che forse in passato nelle organizzazioni datoriali non succedeva, così come oggi si sta verificando in questa realtà che è appunto la CNA provinciale di Trapani. Un punto programmatico che pensa di attuare per rilanciare proprio questa parte, il lavoro soprattutto per i giovani. Guardi, noi abbiamo visto che se riusciamo a creare un sistema che porta dallo studio al lavoro i giovani, creiamo occupazione e sviluppiamo l'imprenditoria. Se aggiungiamo poi che il tutto può essere fatto in maniera, tra virgolette, gratuita o con i fondi sociali europei o attraverso la costituzione di alcuni fondi sulla formazione per i fondi interprofessionali o gli enti bilaterali, noi abbiamo fatto bingo, diciamo così, perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante a costo zero. Oggi all'interno della presidenza ho convocato anche la preside dell'istituto tecnico di Alcamo perché lì c'è in procinto adesso di firmare proprio in diretta un protocollo d'intesa che dimostra appunto che oggi il primo passo viene fatto. La vicinanza della scuola con la vicinanza del mondo delle imprese. Ci sono alcune qualifiche professionali, quale la comunicazione, quale il marketing in settori importanti, quale quello del settore dell'agroalimentare per esempio, che hanno la necessità di avere queste qualifiche e noi non faremo altro che prenderli dal mondo della scuola e portarli nel mondo reale del lavoro,
facendogli fare degli stage formativi all'interno dell'azienda. È un altro tassello che mettiamo sulla strada della costruzione di nuovi saperi spendibili nella società del futuro. L'ITS, come già è stato più volte detto, forma le nuove professionalità altamente specializzate che non abbandonano la tradizione ma la innovano e la rilanciano sul territorio. E se noi vogliamo costruire imprese di valore dove ciascuno fa l'impresa di se stesso, bisogna che questa persona sia formato adeguatamente. Allora noi ci poniamo come interlocutori privilegiati affinché le aziende ci dicano di cosa hanno esattamente bisogno per rilanciare l'economia e far crescere l'impresa, che non deve essere medio-piccola ma deve allargarsi attraverso nuove professionalità. Se noi parliamo di giovani già diplomati che sono pronti al mondo del lavoro ma non possono produrre quelle performance assolutamente indispensabili nella nuova azienda, ma tuttavia gli istituti tecnici preparano già le figure professionali, perché parliamo di periti elettronici, di periti industriali, di periti informatici, quindi stiamo parlando già di professionalità compiute che possono diventare imprenditori di loro stessi, avere la loro partita IVA e crescere in un futuro che ormai è sempre più di propulsione e non di sussidiarietà. Andiamo a Paceco, nel Trapanese, per una intervista al sindaco. Sindaco, finalmente posizione archiviata, come lo commentiamo? Veda, io dico che c'è poco da commentare, il mio pensiero l'ho espresso nell'immediatezza dei fatti. Dopo qualche giorno ho chiesto la convocazione del Consiglio Comunale e in quella sede ho espresso la mia posizione in maniera chiara e netta ed è agli atti di tutti quanti, praticamente anche i media hanno dato il loro risalto. Adesso fa piacere che l'autorità abbia riscontrato questa situazione che per me era però scontata sin dall'inizio. Lei ha avuto sempre fiducia che il tutto andasse a finire in questo modo? Ho sempre nutrito fiducia nella magistratura, credevo allora e credo ancora che sostanzialmente una corretta lettura dei fatti non può che rendere giustizia sia per questa vicenda che per tutte le altre in generale, quindi la mia fiducia era allora e permane. Questo anno com'è passato, sindaco? È stato un anno che onestamente mi ha fatto molto male, onestamente non si vive con una infamante anche diffusione di dati, di fatti, onestamente non si vive bene, però nutrivo quella speranza che qualcuno potesse riscontrare la estraneità della mia posizione prima o poi. Pausa per la pubblicità, a tra poco insieme. Festival del Couscous a San Vito Lo Capo. Dopo un anno di silenzio ritorna in un format nuovo, in sicurezza, e ovviamente apre le porte a tutti gli ospiti, non solo in uno scenario meraviglioso come quello del Giardino del Santuario, ma anche all'interno dei ristoranti sanvitesi che sono protagonisti attraverso il Risto Tour e le Cuscuola di questa manifestazione. All'insegna della sicurezza e del ritorno al couscous, all'evento meraviglioso che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Abbiamo un patrimonio ambientale davvero da godere ancora in pieno, possiamo godere ancora del mare, abbiamo anche la montagna, le arrampicate, la spiaggia, gli scogli, un paesaggio davvero che tutti conosciamo e che, a differenza di quello che accade in piena estate, insomma, presenta anche dei colori, delle sfumature, delle temperature diverse. E poi perché viviamo ancora come se fossimo in piena estate la vita sociale. In altre zone balneari hanno chiuso tutte le attività che sono legate alle attività sia culturali, di divertimento. Invece qui è tutto che in progress, abbiamo il couscous ma poi abbiamo anche tante altre attività di cui non vi anticipo nulla, ma che fino a ottobre ci consentiranno di vivere in maniera completa il territorio. Sempre un'edizione fatta in tempo di Covid e quindi con tutte le cautele del caso, però quest'anno, a differenza dell'attività che ritenevamo ormai anche un po' troppo commerciale, forse il couscous ci ha fatto tornare a una dimensione più
di villaggio marinaro, e quindi di quello che poi veramente la gente cerca, che non è solo gli stand con tutte le cose che si vendono, quello che sappiamo, ma proprio vivere il borgo marinaro come lo si viveva una volta, con un piatto tipico che è quello della fratellanza, della pace e dell'unione, che è il couscous. Siamo allo sport. Acragas-Nissa di domenica non è ancora finita. Il perché ce lo dice Carmelo Lentini. C'è un giallo che alleggia sul regolare svolgimento della gara di campionato di eccellenza tra Akragas e Nissa, disputata domenica scorsa allo stadio Tomaselli e terminato con il risultato di parità 1-1. La società della Nissa, infatti, con un proprio comunicato, ha anticipato di aver presentato ricorso al giudice sportivo della Lega Sicula per la irregolare posizione di un calciatore dell'Akragas. Ha ragione la Nissa? Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando il giudice sportivo analizzerà meglio la posizione federale di questo calciatore ancora sconosciuto. Se la compagine nissena avrà avuto ragione, l'Akragas rischierebbe la sconfitta a tavolino per 3-0. Nessun commento al momento da parte agrigentina, che attende l'esito del ricorso sperando che tutto si chiuda con un nulla di fatto. Intanto questo pomeriggio la squadra ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Marineo, compagine battagliera che dopo 2 giornate ha conquistato altrettanti pareggi contro Mazzarese e Parmonfal. Si prospetta una gara dura e spigolosa, con gli ospiti palermitani che giocano a viso aperto e senza timori reverenziali. Per quanto riguarda le altre agrigentine, cresce la febbre del derby a Sciacca, dove sarà di scena la Profavara, quest'ultima ancora a secco di punti. Gioca in trasferta il Casteltermini contro il Don Carlo Misilmeri, che con il cambio di allenatore ha brindato alla prima vittoria sul campo del Monreale. Chi non dovrebbe avere problemi a conquistare l'intera posta in palio è il Canicattì, che affronterà il Monreale. Una norma come non si è mai vista in purezza, ci dia qualche dettaglio. Il Teatro Massimo Bellini è orgoglioso di questa produzione inserita all'interno del Bellini in Fest promosso dalla Regione Siciliana. Norma, un omaggio doveroso a chi ha sublimato la melodia, Vincenzo Bellini, e dal quale poi è scaturito tutta l'evoluzione del melodramma. Norma in edizione critica, perché l'edizione critica vuole una ricerca filologica, una ricerca scientifica dell'arte e quindi sviluppare ancora quello che è il nostro patrimonio materiale e immateriale, rendendolo anche patrimonio morale. Per questo doveroso ringraziamento al Genius Loci di Catania, di Sicilia e di tutto il mondo. Si crea un sodalizio fra la Sicilia e tutto il mondo, in quanto Vincenzo Bellini è patrimonio dell'umanità, e quindi avere un'edizione critica e sviluppare ancora, a distanza di tanti anni dalla prima dell'opera norma, una potenziale ricerca è sicuramente un fatto importantissimo. Coadiuva questa scelta anche la regia di Livermore, che propone al teatro anche l'impiego di nuova tecnologia, i LED wall, mai usati ancora nella storia del Teatro Massimo Bellini, e questa innovazione tecnologica ben si sposa anche per accattivare le simpatie dei giovani, dei giovanissimi che vogliono anche qualcosa di nuovo rispetto alla messa in scena tradizionale, anche perché le nuove generazioni ovviamente risentono dell'evoluzione del progresso tecnologico. Quindi grande aspettativa, importantissimo cast, Marina Rebecca, la direzione del maestro Fabrizio Maria Carminati e soprattutto le eccellenze del nostro corpo artistico, tecnico e, lasciatemelo dire, anche amministrativo, perché ovviamente dietro la messa in scena di un'opera è assolutamente necessario il compito amministrativo. Torneremo a scuola è una canzone della Polizia di Stato eseguita con i bambini, con la quale concludiamo questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.
Ho 10 anni e sono un cavaliere di Re Artù e domani parlerò con